Oggi non sto ingarrando a fa niente, oggi non mi riesce niente. Sai quelle giornate in cui tutto va male? Non stai ingarrando niente, non stai riuscendo a raggiungere nessun obiettivo. La parola di oggi è ingarrà, riuscire a fare qualcosa, ingarrà. Sto cercando di ingarrare qualcosa. E anche naturalmente il suo contrario, sgarrà, c'è la S privativa, sgarrà. Ingarrà significa in generale quindi fare la cosa giusta, la scelta giusta, che non so, aggengarrata, accattare la macchina, sta funzionando benissimo, oppure dare una risposta corretta per caso, aggengarrato, veramente ingarrà. Al contrario, sgarrà significa naturalmente fare la scelta sbagliata, però in generale, ecco, sgarrare con qualcuno, sgarrare con un amico significa fargli un torto, magari involontariamente. Nel linguaggio della camorra, sgarrare è una cosa grave, chi l'ha mai fatto uno sgarra, una cosa per cui andava punito. In altri casi lo sgarro invece è una lieve trasgressione, ieri ha sgarrato con la dieta, ecco io sempre sgarro con la dieta, oppure, ma come salate? È sgarrato con sale. Insomma, noi usiamo sgarrare in mille modi e sgarrare, ingarrare è dal latino naturalmente. I latini, i romani utilizzavano questi pesantissimi carri, i quali lasciavano sui bastori della strada dei solchi che venivano appunto detti dai carri, carra. Quindi quando un carro, come devo dire, doveva passare lungo quella strada, li possiamo vedere ancora oggi tranquillamente a Pompei, no? Sulla via principale, vediamo questi solchi e allora i carri, per andare più comodamente, per andare sulla retta via, era necessario che incarrassero, quindi riuscissero proprio a infilarsi nei solchi per andare quindi in maniera corretta, per andare più spedita. Dai carra naturalmente, quindi questo significava incarrare, entrare, come devo dire, nei solchi in maniera corretta, quasi come se fossero delle rotaie. Incarrare quindi era la scelta migliore, andare per la retta via. Sgarrare, perché poi la C fu sostituita dalla G, voleva dire prendere la strada sbagliata, sbagliare. Attenzione però a non confondere sgarrare con sguarrare, che significa rompere, lacerare, insomma, no? A chi le l'ha già sguarrà, ecco, che dallo spagnolo desgarrar, che significa infatti proprio rompere, lacerare in questo modo. Per esempio, no, scusate, ma non già scappato, si è sguarrato cazzone. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa.